TV. Ricordo la sfida, mentre intanto conclusione sulla quale interviene tentativo di Oreste, smanacciato da schiera, calcio d'angolo. Largo per Segreto. Propone addirittura il cross dalla tre quarti, c'è il controllo, la girata da parte di Vitale, il miracolo da parte di Grillo, primo vero squillo da parte dell'Athletic che... La spalla alla porta, tiene bene palla, lo scarico per la conclusione masticata che diventa buona per Oreste, ancora spalla alla porta, altro tiro deviato e palla in angolo. Pallone che arriva al limite con il cross, colpo di testa e la palla che credo abbia colpito il palo. Sono frequenti. Intanto occhio dalla bandierina, pallone che rimane lì, Conforto, poi tiro con la palla che si alza sopra la traversa, dovrebbe essere stato Baglione a calciare. Sarra col numero 2, a sinistra Brancato con il numero 3. Mentre qui intanto recupera una buona palla Gambino, Gambino al limite, Gambino zona tiro, Gambino blocca in maniera anche abbastanza semplice Grillo. L'angolo che questa volta andrà verso l'area di rigore, il sesto per l'Athletic. Pallone che spiove, colpo di testa di Conforto, alto. Poi ricicla l'azione Barone, bravo qui per un attimo Sacco a fermare Oreste, ma attenzione perché Oreste l'ha ripresa. Il tocco per la conclusione, fuori misura da parte di Gullà. Vitale. Lancio per l'inserimento. Ottima la conclusione che va in porta e arriva Conforto a sbloccare la partita. Metà esatta del secondo tempo, la giocata di Vitale, la connection con Conforto questa volta è vincente. Athletic avanti, recupero per un attimo di Gambino, poi Pidala, Oreste in posizione regolare, in avanti Barone a cercare qui l'uscita, ma attenzione, pallone ancora buono, Oreste, bravissimo ancora, Schiera col doppio intervento decisivo. Questo pallone perché era fuori area, intanto attenzione, pallone ancora buono, in area di rigore col tacco! E questa volta Gullà riesce, il gol dell'1-1 era l'unico modo per indirizzarla verso la porta, lo ha trovato, c'è riuscito e pareggia Gullà. Gullà prova ad accelerare su Di Peri, mette in mezzo, diventa quasi un tiro e deve metterci ancora i guantoni Schiera, poi la palla viene messa in fallo laterale. Pallone ancora su, allora attenzione al lancio per la corsa dall'altra parte, attenzione alla conclusione di Pidala, Schiera, calcio d'angolo, miracolo di Schiera. Un po' innervosendo i ragazzi dell'Athletic, qualche piccola ma fisiologica perdita di tempo. Qui Pace col tacco per la corsa di Greco che calcia, la respinta di Grillo, poi forse esce, no, non esce. E allora Branca con il cross, secondo palo, colpisce la traversa. I difensori della New Eagles, poi pallone lanciato in avanti all'indirizzo di Gullà. Contro Di Peri, va giù Di Peri, allora attenzione Gullà che si lancia e va a calciare, portando in vantaggio la New Eagles. Incredibile, al velodromo, ma neanche tanto perché la New Eagles ha giocato in questa fase con maggiore lucidità e si porta in vantaggio con Gullà, doppietta per lui. Resiste, viene forse tirato giù, l'arbitro lascia giocare. Gallo con il lancio, a cercare Pace, l'intervento in calcio d'angolo. Qui l'arbitro ferma il gioco ed estrae il rosso. Gallo che va alla battuta in area di rigore, colpo di testa e la palla che si perde fuori, ha colpito Manzella.